Amici, bentrovati in questa nuova puntata di Dietro di E. Mentre io sono qui con Ilenia, dietro di me c'è Antonio, come vedete, che non so se si veda, che sta tirando sui panetti, perché qui siamo al bowling di Sassari. Al bowling di Sassari, oltre ad esserci le buone pizze, insomma ci sono anche i pizzaioli che si divertono. Non so se ci vedono, alzalo su Antonio, fatti vedere su. Allora, intanto bentrovati amici, oggi parliamo di Quizzami, siamo qua tutti i giovedì noi e oggi c'è con me anche Ilenia. Ilenia, Quizzami. Quizzami, non se ne parla proprio, non c'è niente di meglio in questo momento in giro. Il primo TV live show in giro per tutti i locali della Sardegna, e nel Cagliaritano c'è Alessandro Puddu, qui Sassari, Olbia ci siamo noi che ci divertiamo con i clienti dei locali. Un po' le persone che non cantano, anche perché è giusto far divertire tutti, non solo quelli che cantano. E siamo qua per far giocare i nostri amici. Soprattutto, stasera hanno giocato già un paio di manche. Stasera giocheranno perché ancora non hanno giocato. Beh, certo, noi siamo qua per l'inizio della serata. È prestissimo. E allora facciamo così, diamo subito. Ma lo sai che io perdo la cognizione del tempo standoti vicino, perché lui sta ringiovanendo a furia di andare avanti ringiovanendo, così faccio io. Smettila, che c'è Antonio qui che vai, che Antonio, ci lancia le pizze. Che ci lancia le pizze, il freestyle. Ma finché una pizza da mangiare ci sta anche bene. No, beh, adesso lui sta anche giocando, insomma, perché comunque noi lo ricordiamo tutti i giovedì, siamo qua al bowling di Sassari, poi entrate su Facebook, Quizzami Nord Sardegna, su Facebook e vedete anche tutte le altre date, insomma, che noi proponiamo nel Nord Sardegna. Ma intanto andiamo a conoscere un po' di squadre del nostro Quizzami TV live show e poi ci ritroviamo ancora qui con il nostro freestyle dietro al bowling per parlare della gara vera e propria. Quizziamoci! La vita è tutto un quiz. Quizzami anche oggi per l'ennesima volta da 4 mesi a questa parte. Perché noi non ci arrendiamo. Diciamo che lo seguiamo in tutto il Nord Sardegna finché possiamo, da Alghero, Osilo, Senno, Risorso, Sassari è la nostra base. La vita è tutto un quiz. Se indovini quante emozioni. Ciao, sono Ivan, sono una persona romantica e sognatrice, amo le lunghe passeggiate sulla spiaggia e rapporti occasionali con ragazze belle di facili costumi. Ogni tanto il nostro tastierista pazzo ci fa perdere le partite, come l'ultima, sbaglia le domande, anziché mettere la A mette la B, nonostante la sappia, e poi perdiamo di 70 punti. Mi presento, sono Nicola Ortu, Ivan Del Rio, Roberto Satta e Antonio Masia. Siamo quelli del giovedì e veniamo qua al Quizzami già da un mesetto con buoni risultati. Nome non scelto a caso, cercate su. Un sabato, una ballata. Ciao, noi siamo la squadra Super Bingo, composta da 3 persone, dovremmo essere di più, ogni volta siamo sempre di più. Quizzami è un bellissimo gioco, proprio divertente, che ti ispira, fa un sacco di domande di cultura generale. Se non sei preparato a questo gioco non riesci, ti diverti, ci sono dei bellissimi premi ed è un'emozione grandissima. Nome non scelto a caso. Mi risparmio ciò che gli abbiamo detto sia io che l'altro componente della squadra. Che delizia! Ai se eu te pego. E beh, sicuro abbiamo conosciuto alcune delle squadre che ci seguono in giro per i locali. C'è Ilenia, mi sta facendo i dispetti. No, non ti sto facendo i dispetti, sono talmente presa dal gioco che ormai tutto quello che vedo che si può schiacciare schiaccio. Ma non è che ti puoi schiacciare a me, scusa, io sono una persona seria. In questo momento sei un telecomando per me, guarda, hai la A, la B, la C, la D O e la E. la E, c'è tutto, Quale c'è preferisci? tutto, La c'è B, la tutto. C, la D, la E? Tutte, mi piacciono tutte, mi piacciono tutte. Se eu te pego, ai, se eu te pego. Allora, abbiamo conosciuto alcune delle squadre comunque che si iscrivono al nostro bravissimi, Quizzami. sono Hai visto? bravissimi, Ci sono sono le squadre di comando. motivatissime. Poi ci sono quelli del giovedì che ci seguono tutti i giovedì. Tutti i giovedì. Molti di loro poi ci seguono in giro anche per le varie tournée del Nord Ci Sardegna. sono addirittura le atlete che vengono ad allenarsi atlete. a Quizzami, le atlete sì, della pallamano femminile, vorrei dire, insomma. Ragazzi, cioè, Serie A. Lo dico Serie A. Allora, andiamo subito invece a quella che è la gara e poi ci ritroviamo ancora qui dal bowling per conoscere meglio chi ha vinto, i protagonisti, i vincitori. Le domande hot Ma lascia perdere le domande non si hot. possono fare, quelle Cioè, non è che prima tu delle puoi- 12:30 non si Ma possono un po' di fare. serietà, ma voglio Hai dire. ragione, poi Adesso- riprendiamo il container, Andiamo subito alla gara, vediamo chi vince la prima gara del nostro quiz e poi torniamo ancora qui, sempre dal bowling di Sassari.
Allora per questa manche abbiamo invitato con noi una signora, una professoressa che si chiama Vicky Ritazzi. L'applauso per Vicky Ritazzi. Professoressa, buonasera. Buonasera, buonasera. Lei sa che questo è Quizzami? Sì, grazie di avermi invitato stasera qua a spiegare un po' di educazione sessuale. Quindi educazione sessuale anche con Quizzami c'è pure questo, amici, anche perché ormai è stata superata la mezzanotte abbondantemente, per cui possiamo tranquillamente andare con quella che è una partita dedicata esclusivamente per i ultra maggiorenni. E a questo punto la nostra professoressa io cedo il microfono. Da questo momento in poi 12 domande secche, quindi 12 domande per 5 risposte ogni qualvolta, una partita secca. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Ragazzi, mi raccomando, allora è una situazione seria, voi tutti avete studiato a scuola educazione sessuale, io penso, sì? Vedo le ragazze preparate, vi siete preparate per oggi. Le domande hot di stasera ve le faccio io, mi raccomando non ci emozioniamo, niente di grave. Allora, siete pronti? Sì, partiamo allora con le domande. Mi obbligano il sesso con un microchip. Sono le dichiarazioni di una nota starlet italiana, aiutino, a due grossi Roberti. Allora, propone Manuela Arcurica, due grossi Roberti di A, la B, Sara Tommasi, anche lei ben dotata direi. La C, Eva Erzigova, ha fatto anche la pubblicità per un cosciato. La D, Elisabetta Canalis. Ragazzi, era la Tommasi. Chi ha indovinato? Chi ha indovinato? Balla barracuda, Simma balla nuda, Zaza, Simma le machine pistol, Simma le mitragliere, è una copertura, facciamo traffico d'armi con Cuba, innamorata. Quizzami in giro per tutta la nostra Sardegna, con le nostre serate in giro per i locali della nostra Sardegna. Il giovedì al bowling. Sabato siamo tra Osilo e Alghero, una settimana sì, una settimana no. E la domenica a Castelsardo. La domenica a Castelsardo, però adesso noi dobbiamo parlare. Che cos'è Quizzami? Di oggi? No, parliamo di Quizzami. Che cos'è Quizzami? Ti interrogo. Vediamo se sei brava come Quizzami maestra. è un gioco a quiz, dove si fanno delle domande di cultura generale, direi. Delle domande molto particolari, quindi bisogna conoscere un po' di tutto, un po' di niente, insomma possono giocare tutti, dai bambini agli adulti. Senza contare tutte le parti quelle dedicate allo spettacolo, che insomma non è poco, perché molto spesso si ha l'opportunità di divertirsi con quelle che sono ci sono i video, ci sono le foto, ci sono gli audio, il pagapegno e si vincono le pizze e si vincono tante cose simpatiche. E allora a questo punto ci dobbiamo salutare, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Dietro Die, perché spesso comunque giorno per giorno raccontiamo tutto ciò che succede in Sardegna e spesso si parla anche di spettacoli. Vale la pena di invitare Quizzami nel vostro locale. Noi comunque lasciamo su il nostro numero telefonico, contattateci, se vi fa piacere, chiamateci, ci piace. Ci piace, vogliamo girare per tutta la Sardegna. Ilenia Miss Ciccone. Bye. Salutiamo Alessandro Puddu, il nostro amico di Cagliari. Appuntamento alla prossima puntata, naturalmente di Die Pro Die, e viva Quizzami. Ciao!